Il valore del prosecco nei paesi scandinavi è vero che è in continua crescita. Yes, in fact it Il is. prosecco è uno dei vini più popolari e io ne vedo moltissimi e penso che il punto forte del prosecco sia il suo cosiddetto value for money, quindi quello che hai è di alta qualità anche se paghi. Nei paesi scandinavi l'Italia, su 21 milioni di abitanti, vende 37 milioni di litri di vino all'anno e il Veneto è la prima regione con il prosecco. Un fenomeno in costante crescita con valori importanti considerando che al ristorante una bottiglia costa di media 80 euro. Per tutti è prosecco, senza distinzioni tra le denominazioni. Voi conoscete la differenza tra il prosecco DOC e le DOCG e soprattutto quella Conegliano Valdobbiadene? You probably have to explain. E sull'ultima parte sono un po' arrugginito, forse dovresti spiegarmela, però significa forse che arriva proprio da quella specifica area insomma, della regione? Sì, effettivamente sì. È la prova che le differenze non sono conosciute né percepite, ennesimo esempio di una condizione che deve far riflettere soprattutto guardando i mercati internazionali. Io credo sulla base dell'esperienza che abbiamo noi come Camera di Commercio in Danimarca, appunto, l'Italia, il Made in Italy è sicuramente molto conosciuto nel paese, in Danimarca, appunto in Scandinavia. È importante che i produttori e i singoli territori possano promuoversi in maniera individuale, possano far conoscere le proprie caratteristiche, le proprie peculiarità, i propri vantaggi rispetto ad altri tipi di prodotti. È anche vero però che i mercati internazionali non conoscono tutte queste definizioni che noi ci diamo come produttori locali in Italia, quindi sicuramente su questo dovremo imparare da altri territori, come appunto citavi quello francese, a fare un po' più sistema. Quando andiamo uniti e ci presentiamo uniti in un altro paese, può essere la Danimarca o qualsiasi altro contesto internazionale, certamente siamo più forti rispetto a presentarci come realtà individuali. Da qui l'appello del Presidente delle Camere di Commercio italiane all'estero. Dovremmo imparare da chi? Da chi è più bravo di noi, dai francesi, che con lo champagne sono conosciuti in tutto il mondo. Noi stiamo per essere conosciuti in tutto il mondo, anzi già lo siamo con il Prosecco, però bisogna dare al Prosecco una identità unica, ci vorrebbe un consorzio unico ed è questo che noi dobbiamo far capire ai nostri imprenditori, che bisogna avere una identità unica per essere proiettati in una continua crescita.